È iniziata da qualche giorno la nuova campagna di scavi archeologici nel sito nuragico di Tancamanna a Nuoro. Si tratta di un complesso che presenta una particolarità unica. Accanto al nuraghe sono state edificate delle capanne di forma rettangolare, un unicum dal momento che queste strutture, risalenti all'età del bronzo medio, 3600 anni a.C., precedono quelle di forma circolare diffuse in tutti i siti nuragici e sono contemporanee al passaggio dai protonuraghi a quelli con la struttura conica. Un programma di scavo avviato grazie all'impegno dell'amministrazione comunale di Nuoro, che ha creduto nella riapertura degli scavi in questa città di 40 secoli fa, non solo per restituire ai nuoresi la storia dei loro antenati, ma anche per farne un punto di attrazione dal punto di vista culturale e turistico. Il nuraghe di Tancamanna domina la città, offrendo non solo un tuffo nel passato, ma anche una vista spettacolare sull'intera vallata. Stamattina, proprio nel sito archeologico, si è tenuta una conferenza stampa di presentazione dei risultati degli scavi dello scorso anno e di quelli in atto. All'incontro sono intervenuti l'assessore all'ambiente Luca Lappia, gli archeologi Maurizio Cattani, Florencia De Bandi dell'Università di Bologna e l'archeologo nuorese Demis Murgia, che è il referente locale del progetto. L'assessore Lappia ha ricordato l'importante impegno del comune che finora ha finanziato gli scavi, cui stanno partecipando 32 studenti e 8 volontari. La speranza è che anche la Regione dia un contributo per valorizzare un sito unico nel suo genere. Il professor Cattani ha fatto il punto sulle scoperte effettuate in questi 2 anni, che sono di assoluto rilievo. La struttura rettangolare identifica il sito di Tancamanna e lo rende speciale tra i tanti presenti in Sardegna. Dopo i lavori di preparazione dello scorso anno, preceduti da una ricostruzione in 3D dell'intera struttura, quest'anno sono stati fatti emergere 2 capanne rettangolari delimitate da mura spesse e affiancate da ambienti semicircolari. Una capanna contiene un corridoio a L, anche questo singolare. Al suo interno è stata rinvenuta una piastra per la cottura. Ovviamente nel sito sono stati recuperati numerosi utensili come fuselli, macinelli e altri oggetti di uso quotidiano. Demis Murgia ha sottolineato come ci sia l'intenzione di allestire nello spazio antistante il sito archeologico di una ricostruzione delle capanne e delle strutture per dar modo ai visitatori di capire come si sviluppasse l'insediamento di cui ora rimangono solo le fondamenta. La campagna di scavi proseguirà fino al 18 ottobre. Fino a quella data sarà possibile ogni giovedì svolgere delle visite guidate, al pomeriggio per tutti e al mattino per le scuole. Il 4 ottobre invece ci sarà un'altra giornata dedicata all'archeologia sperimentale per mostrare ai cittadini come vivevano le popolazioni nuragiche.